Se esistesse un dizionario a cui ad ogni termine venisse associata un'immagine, alla parola genio a fianco troveremo l'immagine di Albert Einstein. Questo perché Einstein per tutti da sempre è un genio, anzi è il genio. Ciò nonostante, nessuno di noi saprebbe argomentare benissimo che cosa ha detto e cosa ha fatto esattamente Albert Einstein. Anche il cinema spesso ha celebrato la figura di Albert Einstein. Doc Brown, lo scienziato pazzoide della trilogia Ritorno al futuro, le sembianze ricordano molto quelle del fisico tedesco. E il cane che lo accompagna nel primo viaggio del passato si chiama proprio Einstein. Il cinema può celebrare i suoi geni, uno fra tutti, anzi uno su tutti, è Sir Charles Spencer Chaplin, Charlie Chaplin. Chaplin ha rivoluzionato completamente il mondo della cinematografia. I due hanno vissuto nello stesso periodo negli Stati Uniti e si sono quindi incontrati. Qualcuno sostiene che siano stati anche grandi amici. Vero o meno, il 30 di gennaio del 1931 al Los Angeles Theatre si proietta per la prima volta Luci della città, il capolavoro di Chaplin. La folla in delirio e ha assiepato ogni posto all'interno del teatro. Ci sono tantissimi spettatori che non riescono a entrare. Poi improvvisamente scoppia un applauso fragoroso perché in teatro entra Charlie Chaplin accompagnato proprio da Albert Einstein. I due sono impeccabili nei loro abiti da sera e la folla è in delirio. Einstein si rivolge a Chaplin e dice: vi amano perché la vostra arte è universale, perché voi riuscite a farvi capire nonostante non pronunciate nemmeno una parola. Chaplin allora risponde: la vostra gloria allora è ancora più grande, perché tutto il mondo vi ammira nonostante non capisca una parola di ciò che dite.